Allora io entro e devo firmare ovviamente la mia entrata e poi trovo tre buste davanti a me. Ne estraggo una ovviamente e dentro posso trovare una frase, una parola, un'immagine, ecco, di diverse materie. Funziona Devo così il poi nuovo esame confrontare orale di devo maturità. parlare A di questi raccontarcelo questo studente del liceo Canova che ha appena finito le sue fatiche. Non più la tesina, scritta e preparata prima e poi discussa davanti alla commissione. Da quest'anno la prova orale davanti ai professori inizia con il brivido dell'estrazione della busta, fra tre possibilità, diverse per tutti i maturandi. All'interno della busta una frase, un testo, una foto che funziona come traccia di partenza da cui sviluppare un discorso articolato su più fronti. Cerca di sondare, ecco, diciamo, la capacità di mettere in relazione le conoscenze delle varie discipline, quindi questa è una difficoltà diciamo, in più. Nella mia c'era Piazza Tiananmen e ho parlato appunto di livello storico di Piazza Tiananmen. C'era il paleomagnetismo. La globalizzazione in inglese. Ho messo qualche parola in croce e parlato un po' in inglese. E proprio l'incognita di non sapere fino all'ultimo l'argomento preciso da discutere aveva nelle scorse settimane seminato dubbi e timori fra gli studenti. Via via che gli studenti affrontano questo momento, insomma, si rendono conto che anche quella, la famosa busta, insomma, quindi la proposta iniziale, diciamo, della commissione comunque riguarda i contenuti e i metodi delle discipline che hanno studiato. Dopo un po' la difficoltà iniziale, comunque una volta che si è preso l'esempio si riesce insomma ad affrontare, ecco. E forse proprio il fatto di essere stati i primi del nuovo corso ha suggerito un po' di clemenza in più ai professori. Credo proprio di sì. Che siano stati più buoni perché è la prima volta e siamo i primi. Ce l'ho sabato, sono abbastanza preparato, presumo, spero. E niente, speriamo mi esca qualcosa che sappia perché sennò sarebbe un po' un problema partire male.